E noi ci stavamo divertendo fuori diretta con Loredana 2.0, abbiamo lanciato pure il sondaggio su Facebook, potete anche guardare sulla nostra pagina perché l'abbiamo appena condiviso, perché si parlava di un argomento molto, molto top, molto femminile e molto donna. Cioè la spaccazza, no? La spaccazza delle minne. Esatto, sì. Perché anche Selvaggia Lucarelli è rimasta conquistata da questo tuo hashtag, Lori. Loredana, sì, è importantissimo, sì, ecco. ci sono. Quanto è importante? Importantissimo, cioè tu vuoi mettere una foto profilo senza spaccazza dei minni su Facebook? Ecco, no, La assolutamente. spaccazza dei minni ti fa fare le conquiste. Come si fa? Come si fa? Come si deve, c'è un modo per capire se si è adeguati? Deve essere ben visibile, vedi? Cioè, io Aspetta un attimo che non ti vedo. Ok, adesso i nostri amici sono in ascolto, potete anche guardare su studio90italia.it. Bisogna prendere una penna Bic e si deve mettere qua in mezzo. Provate, penna Bic, si mette ecco. in mezzo e deve rimanere in posizione retta per almeno 30 secondi. 30 secondi. Se superate questo tipo di test, allora la foto profilo è giusta. Pensate, ho fatto pure un hashtag anche Selvaggia Lucarelli su questa cosa. E lo faccio anch'io. Noi l'abbiamo fatto hashtag pure. Spaccazza dei minni. Okay, esattamente. Esatto, quindi 30 secondi, se funziona vuol dire che se siete non funziona, social. stringete l'inquadratura sul viso perché facete male a compassa, insomma. Va bene. Senti, a proposito di hashtag, qual è l'hashtag più figo che hai lanciato? Diciamo che questo qua, quello che funziona di più, sì. Questo è l'hashtag più bello. Spaccazza dei minni. A proposito di hashtag, è uscito un nuovo singolo proprio di Loredana 2.0 che indovinate un po' come si chiama? Indovinate? Difficile, difficilissimo. Si chiama Hashtag. E a tal proposito facciamo così, l'ascoltiamo e poi la commentiamo insieme, anche se voglio dire già si commenta da sola. Loredana 2.0 vi presento il suo singolo Hashtag. Salutiamo gli autori di hashtag, certo. Musica e tutto. Salutiamo Salvo Rinaudo, Marco Pomar e Rosario Bella per la musica. Dimmi che mi tagli come non hai mai taggato. Dimmi che mi posti come non hai mai postato. Dimmi che mi linki come non hai mai linkato. Dimmi che ti piace tutto ciò che ho pubblicato. Io sono l'hashtag della tua vita, la chiocciolina della tua email privata. Io sono l'hashtag di inizio frase, scrivimi ovunque e non trovare scuse. Mi defilo e baffi quando devo fare un selfie. Vado in depressione se non ho la connessione. Maledetta sfiga quando sto finendo il giga. Ma che camurria se non c'è più batteria. Io sono l'hashtag della tua vita, la chiocciolina della tua email privata. Io sono l'hashtag di inizio frase, scrivimi ovunque e non trovare scuse. Sono una tua amica, visita la mia bacheca. Meriti rispetto se mi inviti nel tuo gruppo. So che mi hai pensato se mi citi nel tuo stato. Se mi condividi riconosco che ti fidi. Dimmi che mi tagli come non hai mai taggato. Dimmi che mi posti come non hai mai postato. Dimmi che mi linki come non hai mai linkato. Dimmi che ti piace tutto ciò che ho pubblicato. Dimmi che mi tagli come non hai mai taggato. Dimmi che mi posti come non hai mai postato. Dimmi che mi linki come non hai mai linkato. Dimmi che ti piace tutto ciò che ho pubblicato. Dimmi che mi tagli come non hai mai taggato. Dimmi che mi posti come non hai mai postato. Dimmi che mi linki come non hai mai linkato. Dimmi che ti piace tutto ciò che ho pubblicato. Hashtag Loredana 2.0. Dimmi
dimmi che mi tagli. Bellissima. Tu la conosci bene questa canzone, vero? Dai, svegliamo. No, diciamo che mi diverte moltissimo, che è veramente bella, quindi bravi. Diciamo che mi hai insegnato a cantarla. Ma dai, no, è simpaticissima. E poi Loredana sei stata, poi voglio dire, hashtag rende perfettamente l'idea di ciò che volevate dire attraverso questo brano, quindi bellissimo, davvero. Grazie. Complimenti agli autori, brava Lori e bravo anche Rosario Bella, che salutiamo. Ciao. Bene, siamo giunti a un momento, dobbiamo fermarci purtroppo perché abbiamo la pubblicità, giusto un attimo, torniamo tra poco con Loredana 2.0, anzi torniamo tra poco con hashtag Loredana 2.0. Quanto siete social? 380 19 33 500, giusto un attimo, e tra poco ancora parleremo di quanto siete social e di quanto è social Loredana. E si canta a squarciagola questa canzone, bellissima, con il jingle è perfetta. Edoardo De Crescenzo, Lori, e dopo hashtag ancora, cioè proprio... Noi ridiamo perché succede di tutto fuori diretta. Sì, perché dovete sapere, perché lei ovviamente facendo questo lavoro non è solo un lavoro, è uno stile di vita, cioè lei è così, nel senso che è vero che è anche una... No, nel senso è anche un'attrice seria, perché sa fare anche quello. Però nel ruolo di Loredana 2.0 penso che sia proprio azzeccatissimo. Sì, mi trovo meglio. Ecco, mi ha detto fuori diretta qual era l'hashtag più che andava più forte. Più gettonato. Dai, diciamolo. No. I nostri amici possiamo lanciare anche questo sondaggio. Potete lanciare anche i vostri hashtag. Lanciate i vostri hashtag. Che ne pensi? Sì, dai. Vediamo se prendiamo spunto. Magari poi li dirò. Dai, lo diciamo alla fine poi. Lo diciamo alla fine, quello più gettonato, dai. L'hashtag più gettonato lo diremo verso mezzogiorno. Sì, vi diamo il buon pranzo. Perfetto, quello per il pranzo è ottimo, Sì. devo dire, è proprio il profumo del pranzo, ecco, perfetto. Allora... Vabbè, siamo in diretta, quindi tutto quello che diciamo resta, quindi... certo. E Voi sarà scrivete... usato contro di noi. Salutiamo Katia, buongiorno. Ciao, Salutiamo Katia. Francesca, che ogni volta la dimentico sempre e volevo salutarla. Volevo salutare anche Giuseppe, buongiorno. Gabri, Gloria, buongiorno. Ciao. Buongiorno a voi. Aspettiamo anche gli hashtag oltre al nostro sondaggio quanto siete social. Quali sono i tuoi progetti per quest'estate? I miei progetti per quest'estate sono finalmente per la prima volta uno spettacolo tutto mio, io e i social. Benissimo, Sì. quindi Loredana 2.0 con io e i social. E i Ci vuoi social? svelare qualcosa? Sarà un percorso che faremo che praticamente si partirà dal gettone telefonico fino ad arrivare agli acquisti online. Quindi di questo parlerà lo spettacolo. È una produzione della Trampo di Nino e Roberto Bonanno. Le musiche abbiamo detto di Rosario Bella, gli autori sono Salvo Rinaudo e Marco Pomar. Mi troverete nelle piazze con io e i social. A parte che comunque la vedete anche in televisione, perché spesso Sì. gira anche insieme, quindi Insieme comunque... Sicilia Cabaret comunque, che mi ha dato moltissimo. Quest'anno ho fatto parte di una squadra fortissima, appunto capitanata da Matranga e Minafò, che mi hanno portato. Che bravi anche loro, che salutiamo, sono due fantastici, pazzi, due folli. Sì, li saluto, li ringrazio perché davvero mi hanno dato una grossa e grande opportunità. Chissà che magari non vengano a trovarci qualche volta anche loro perché con no? Loredana 2.0 tutti insieme. Mi Sì. farebbe molto piacere, un invito in diretta praticamente, mi farebbe molto molto piacere. Senti, ma fra tanti temi affrontati sui social, qual è quello che ti rappresenta di più? Fra A parte la spaccazza a parte di- la spaccazza dei Minni, direi l'abordaggio in chat. Quindi è successo o comunque se ne parla molto? Sì, dell'abordaggio in chat sì, e quindi delle varie tecniche che bisogna usare. Ma qual è quella più usata? Quella più usata è Un approccio veloce in chat, perché io ne ho visti alcuni. la richiesta di caffè che l'uomo fa alla donna, Cioè, uomini. hashtag un vaffanculo sicuro. Cioè ragazzi, c'è un hashtag ti va un caffè in chat, cioè ma In ragazzi, chat. ma perché? Vabbè, a te è capitato in macchina, Paola, di che ti lamenti? È vero, a me è successo Al in macchina. semaforo. Ma come si fa a chiedere un caffè? Vabbè, in questa chat? è la cosa che gli uomini, Ma poi pidocchi, almeno un aperitivo. che quasi quasi ci pensiamo. L'aperitivo va meglio, no? Una granita. L'aperitivo. La granita. La granita con la brioche. Ecco.
Che poi ti chiama, scusami, succede che ti scrive uno, ti chiama, ti dice andiamo... ciao, come stai? Allora, questa è la prima. Sì. Ciao, come stai? Dopodiché ti posso offrire un caffè? E questa è la vabbè, Paola, ma che me lo chiedi a fare? La risposta è hashtag o fangolo. Esatto, perfetto. Non si nega a nessuno. No, quello l'hashtag è assolutamente. C'è molta gente. Poi voglio rassicurare tutte le persone che io sto benissimo. Perché ci sono delle persone che si ostinano tutte le mattine a mandarmi il messaggino di buongiorno e come stai? Buona, mi sento buona. È vero, ci sono anche e la buonanotte pure, però dai, carini. Vabbè, dai, la buonanotte una volta al mese si può fare. Tutte le sere no, perché ci sono le notti che non dormo, quindi questa cosa mi indispone. Allora lanciamo un appello a tutti coloro che tutti i giorni mandano il buongiorno e la buonanotte. Ok, non lo fate più. Ma poi scusa, io vorrei capire una cosa, sono messaggi automatici? No? Penso che più che automatici sono copia e incolla, cioè loro scrivono ciao come stai e inviano. No, ma fin qua ci può anche stare, insomma. Ma l'immagine? L'immagine di che? L'immagine del buongiorno. L'immagine del buongiorno, quella col sole, con esatto. tutte cose, il sole che sorride e tu sei ingazzata Nicola. Vabbè, molti sicuramente si staranno rivedendo in questa nostra conversazione. Noi ci stiamo facendo un po' i fatti nostri praticamente, certo. come sempre. Che sono anche loro, perché sì, penso sì. che un po' a tutti capiti sta cosa. Quello che succede tutti i giorni, inutile parlare di chissà cosa, perché poi alla fine quello che succede tutti i giorni lo sappiamo, lo viviamo e molti si immedesimano. Quindi, amici delle chat, ciao, come stai? Posso offrirti un caffè? Non si fa. No. Hashtag non si fa. Ecco, hashtag non si fa. Piuttosto un aperitivo. Ecco. Va bene, dai, andiamo a prendere un caffè invece noi. Facciamo una cosa, torniamo tra poco con i nostri amici 380 19 33 500 e aspettiamo i vostri WhatsApp. Voglio parlare. Buongiorno a chi si è sintonizzato adesso sulle frequenze di Studio 90 Italia, solo musica italiana. Allora, salutiamo Angela che mi scrive: io con questo hashtag non ci capisco niente. E manco io. Io sogno con o senza hashtag. Buona giornata, un bacione. Domani compie pure 60 anni. Mi ha scritto: mi vorrei fermare qui. Glieli facciamo domani gli auguri che la nostra amica io Angela. non ci sono domani. Vabbè, allora lei è io avanti. te li faccio oggi per domani. Ok. Poi un'altra nostra amica ci ha mandato un'immagine a proposito. Visto l'argomento mi sembra doveroso mandarvene uno. Che cavolo, oggi è di nuovo lunedì. Buongiorno. Buongiorno. Rosalba. Ciao Rosalba. Dopodiché qua partirà un altro hashtag, mi sa, sai Loredana? Dimmi. Ha inviato una foto che adesso pubblichiamo dove si vede che lei probabilmente è a mare con i piedi a mollo. Mi butto o non mi butto? Questo è il problema. Hashtag alla faccia nostra. No, mi butto, non mi butto. Hashtag vero come l'acqua. Ecco, vabbè, meglio, decisamente meglio. Vabbè, facci sapere, mi raccomando. Angela ci ringrazia, buongiorno anche da Giuseppe. Sai che facciamo? L'altro giorno ho fatto un gioco con i nostri amici in ascolto, perché ho detto ci sono quelli che magari sono in questo momento al lavoro e non possono messaggiare. Ci sono quelli che sono insomma in questo momento in mezzo a delle stanno guidando in macchina, stanno guidando e non si messaggia mentre si guida e neanche si parla al telefono. Ora si può parlare con gli auricolari. Con gli auricolari, perché ormai ci sono multe. Si può parlare. L'importante è non tenere il telefonino in mano. Mi raccomando, perché questa nuova legge in vigore ci sono anche delle multe abbastanza alte. Quindi facciamo così: potete fare chiama Studio 90 Italia e parte uno squillo e dallo squillo si vede che ci state pensando. Ok. Per noi è un hashtag, mi piace. Hashtag squillateci. Vai. Allora, quest'estate ricordiamo l'appuntamento con Loredana, con Io e Social, con tante novità, tante risate. Speriamo. Sì, dai, tante risate. Portatevi la cassetta della frutta, al limite. Tu hai una pagina Facebook, è una pagina Loredana Scalia fanpage. Quindi potete andare direttamente sulla sua pagina e aggiornarvi su tutto. C'è una data imminente? Il debutto sarà a luglio. Non abbiamo ancora stabilito il giorno esatto. Ma ci sarà tutto sulla pagina di Loredana, certo, e poi troverete tutto lì. A parte che torni a trovarci. Certo. Quindi insomma, come faccio senza di te? Amore mio. Hashtag cuore mio. Sì, hashtag cuore mio. Va bene ragazzi, facciamo una cosa. A proposito d'amore, ripeschiamo una canzone della bravissima Raffaella Carrà.
Anche Qual la è? colonna Qual è? sonora, anche la colonna sonora del film. Ma tu ti ricordi sta canzone Noi a Capodanno? Sì. Un Capodanno di 3 anni fa circa. Ecco, rimembriamo il Capodanno con A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo dietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. A far l'amore, a far l'amore, a far l'amore, a far l'amore comincia tu. Vasco Rossi, come nelle favole, in diretta su Studio 90 Italia. Buongiorno a tutti, e da Paola 4 e dalla mia ospite Loredana 2.0, eccola qui. Buongiorno ancora. Si vede anche in video, quindi se volete potete anche cliccare e andare sulla nostra pagina studio90italia.it. Abbiamo pure l'app, quindi potete scaricare. Abbiamo tutto, Capito? Abbiamo te. pure l'app. Se non lo dico a te che stiamo parlando di social, che abbiamo pure l'app su Android, abbiamo anche su iPhone, insomma, siamo bravi, E quindi potete seguirci non dove, anche su Facebook. Addirittura su Facebook. Anche su Facebook. Conosce lei Facebook? Un pochino. Va bene. Allora, prima abbiamo parlato di questo buongiorno, di questo modo di salutarsi e di approcciarsi in chat, e adesso invece parliamo anche del fatto che spesso capita che si litiga. Si litigava? Ecco. Cioè, personalmente si litigava, ormai si litiga sui social. Ecco, ormai si litiga sui social. E Sì. come? E come? Ma E come? come? Ferocemente. A te è mai capitato di litigare sui Sì, social? tutti i giorni, almeno 3-4 volte, perché se non litighi sui social tu ti devi cancellare da Facebook. Ah, ecco, perfetto. Cioè non hai motivo di esistere. Scusa, ma per chi ci ascolta, Eh. come si litiga sui social? In maniera soft. Ma un esempio? Un esempio, devi partire sempre con leggerezza il litigio, cioè non devi partire in maniera accanita, che ne so, scrivi sulla tua pagina Facebook: a me piace Asa Sizza, per esempio. Una cosa a caso. E Parti poi, così, e poi tu vedrai che si scatena a poco la questione, perché comincia il vegano a dirti che è schifo, come ti puoi mangiare l'animale morto, e si scatena. Poi ci saranno le persone che si schiereranno, chi da una parte, chi dall'altra, e così comincia la rissa a poco. ma sono a poco, loro a poco. perché litigano tra di loro alla Certo, fine. tu puoi dare il colpo di finale. Tu alla fine dai il colpo finale e lanci l'ultimo hashtag. Cioè? Hashtag come non ce la finisce devi venire a ciccare fino a casa. Ecco, perfetto. Ok, va bene, non la facciamo innervosire perché io già ho paura. Quando un attimo Loredana 2.0 si impossessa, esatto, diventa un problema. Quindi la litigata in chat È fondamentale. Certo, avviene. avviene ed è fondamentale. Poi c'è quella pubblica, ma c'è anche quella privata. C'è quella pubblica e quella privata, però quella privata non ha senso. Quella pubblica è più d'effetto. Certo, tranne che tu privatamente fai sempre un gruppo, cioè e inserisci 50-60 persone. Ma non è la stessa cosa, non è no? la stessa cosa, pubblica, lo devono vedere tutti, Certo, lo devono cioè, leggere altrimenti. tutti, poi tu alla fine cancelli quella persona, la blocchi. Sì, sì. Cioè, si fanno queste cose. Poi sì. dopo magari un po' la sblocchi, poi No, la non la riblocchi, sblocchi poi più, no, per sempre. la segnali alla polizia postale, Ok. a Zuckerberg, a tutti quanti proprio, sì. La fai proprio, ma poi, cioè, tutto questo perché non gli piaceva la salsiccia, fammi capire. Certo, così partono, perché non lo sai? Così Sì, partono. no, ma anche per i nostri amici che ascoltano. Volevo salutare Rosalba, che mi ha scritto: mi piace molto il cabaret, se ti serve una spalla mi candido, amo il mondo dello spettacolo. Tra l'altro Rosalba
Ciao Rosalba. Una volta ci ha portato degli spaghetti al nero, degli spaghetti del nero di seppia che era buonissimo, buonissimo. quindi complimenti, ha mandato anche delle foto meravigliose. In questo momento lei è al mare. Ma Rosalba è quella con i piedi a mollo? Esattamente. E allora deve scattare il self con i piedi all'orizzonte, mi raccomando. Cambiamo Cioè, questo è pure. un classico. Quest'anno, anche l'anno scorso già andava Sì, di è moda. vero, è Sulla vero. sdraio, piedi all'orizzonte, self, e lo deve postare. Ecco, se lo dice Loredana 2.0, la regina dei social, non Sì. si può sbagliare, quindi bisogna assolutamente farlo per acquistare ancora un più pedicure punti. magari prima, perché si vede un'operica su cosa. No, niente, cioè magari anche no. Allora, quindi abbiamo parlato dell'approccio, abbiamo parlato del litigio. Del litigio, abbiamo parlato della spaccazza dei Minni. Esatto, devo dire che gli argomenti non No, mancano. assolutamente. Di che cos'altro vogliamo parlare? Degli eventi, ci sono pure gli eventi Inviti ad sui eventi. Ah, social. che bellezza, tu la mattina ti svegli e ti ritrovi quel telefonino con 250.000 inviti ad eventi, hashtag inviti ad eventi, si muore su Sia Facebook. calma. No, guarda Paola, finiamola Per qua. favore. Cioè si muore con questi inviti ad eventi. Tu lo Sono sai che cosa troppi. devi fare? Cosa? Devi Consiglia. cancellare tutte le persone che ti invitano agli eventi. Cioè tutto Facebook. Tutto Facebook, e ti ritroverai da sola, cioè tu hai un profilo da sola. Ecco. Oppure crei ancora più eventi di loro. Ecco, Cioè per- li devi massacrare, tutta questa gente che ti invita agli eventi, li devi massacrare, crei ancora più inviti. Quindi il nuovo- E crei, chissà, cioè, l'invito, l'evento Lugne de Peri, Ecco, alla oppure l'evento della pizza del Gino il Ciccione. Ecco, tutti questi perfetto. eventi così. Bene, è una buona idea. Quindi amici, Sì. quando vi invitano agli eventi, la risposta è crearne altre Ancora 100. di più, ancora di più. Esatto. Sì, massacrare le persone. Bello, ovviamente Vince di più chi scassa di più le balle. esatto, infatti È così. volevo capire quale fosse Sì. la soluzione a tutto. Questa. Ok, perfetto. Quindi abbiamo risolto anche questo problema. Noi siamo veramente, la ringrazio. Grazie mille Loredana per questo consiglio. Grazie a te, Paola. Soprattutto questo degli eventi. Sì, molto soft, io Sì, voglio sì, dire, sì. ci vado leggera. Che poi per creare gli eventi ci vuole ancora No, niente ci vuole, che No, ci vuole? È facile. È facilissimo, tu ti metti là nella pagina Facebook, crea evento e crei la qualsiasi. Ok, quindi- Inviti tutte le persone che vuoi, tutte quelle che ti fanno antipatia. Tu dici io questo tutte le mattine gli devo rompere le balle. E allora tu lo inserisci in quell'evento, perché poi non è solo l'evento, sono tutte le notifiche che ti arrivano di tutte le persone che partecipano a quell'evento. Se cambiano location, se cambiano orario dell'appuntamento, se cambiano le scarpe. O se magicamente viene annullato. Se viene annullato, si scatena un putiferio. Capito? Sono tutte le notifiche che ti arrivano. Vabbè, io ti ringrazio per Prego. questo consiglio. Sì. Allora al prossimo evento ti invito. Ci vediamo stasera. Hai Sì, ricevuto l'invito sì, all'evento? da Gino il Ciccione. Da Gino il Ciccione. Va bene. Io volevo ringraziarti, Loredana, Grazie a per te, essere stata con grazie me. a Studio 90 Italia, sempre per l'opportunità, l'ospitalità che mi date. Quando Grazie. torni? Presto? Prestissimo. Salutiamo Promesso. salutiamo ancora una volta gli autori che collaborano con Loredana, che sono bravissimi, Sì. quindi salutiamoli. Salvo Rinaudo, Marco Pomar, saluto Rosario Bella e la Trump Spettacoli che mi gestisce, mi distribuisce Roberto e Nino Bonanno. E parlando Ciao! un po' di Trump in questo momento, devo dire che Ora loro mi possono anche uccidere, perché aspetta un attimino, Sì. che devo fare una Perché? cosa. Perché? Aspetta. Ecco, dobbiamo sapere perché. Perché io Sì, tu? Io volevo ringraziare Ok, intanto Trump, giusto? Sì. Perché ogni tanto sbaglio e chiamo l'agenzia che mi gestisce in un'altra maniera che non c'entra nulla. Ecco. E poi mi arriva tipo il messaggino Il licenziamento, sei privato licenziata. di Roberto. Sta rumeno! Si luocca, che perché abbiamo lui è pre- palermitano. Abbiamo preso il caffè per questo, quindi questa Sì. volta è andata bene. Volevo salutare anche un cognome che ti è abbastanza familiare, quindi Cioè? salutiamo Gianni e Marcella Bella con questa canzone del 1985 dal titolo L'ultima poesia. Bellissima canzone. Meravigliosa. Io ti ringrazio per essere stata con me. Grazie a te, Paola. E appuntamento noi a tra poco con i saluti finali e dopo ci saranno i nostri amici di Divieto di Siesta. Però mi sembrava bello chiudere proprio con questa canzone bellissima. Grazie Loredana 2.0. Grazie. Seguitela nella sua pagina, lì ci sono tutti gli eventi e gli spettacoli che la vedranno protagonista a partire da luglio, ma anche prima. Sono troppo deluso.